Sì raga, a Londra è arrivato il freddo. Volevo sapere, siete mai chiesti come fare il parrucchiere a Londra? O come lavorare in un salone di parrucchieri a Londra? O magari come aprire un salone a Londra? Ecco, seguitemi, stiamo andando da un cliente di It Media e ve lo faccio spiegare direttamente da lui. Raga, It's me, Samu! ok raga, buongiorno, bentornati a un nuovo episodio del Samu's Vlog. Sì raga, c'è fresco, c'è un bellissimo sole, cosa non rara perché luogo comune è che a Londra non c'è mai il sole. Quest'anno ha fatto un clima incredibile. Come vi ho anticipato, oggi vi porto da un cliente di It Media. Prima di tutto perché devo fare un sacco di materiale per appunto proprio per l'ufficio di It Media. Stiamo organizzando dei contest, delle strategie per riempire il salone, soprattutto dopo il periodo natalizio. E ho pensato, dato che mi chiedete sempre come posso iniziare a lavorare a Londra, come posso fare qualcosa di specifico, come posso entrare nel mercato del lavoro a Londra, perché non parlargli in un episodio del mio vlog, magari di come entrare da parrucchiere in un salone a Londra. Andiamo da Shades. Come sapete raga, con It Media siamo noi a scegliere i clienti e non il contrario, cosa che dovrebbe essere comunque anche per il vostro business. Se non è così c'è qualcosa da rivedere. Non è una frase solo per fare i fighi, ma sul serio cerchiamo di scegliere noi i nostri clienti e abbiamo scelto Shades perché ricopre tutte quelle caratteristiche che comunque noi andiamo a ricercare in un cliente. Hanno aperto recentemente il terzo salone a Londra, quindi stanno andando fortissimi, sono italiani, esportano un servizio e una qualità italiana. Abbiamo iniziato da poco, ci sono tante cose che andavano bene ma altre cose da sistemare. Nel primo mese dobbiamo testare un po' di cose, fare quelli che si chiamano A/B test, andare a ripulire un po' di cose, mettere il tutto in ordine, ma c'è veramente un margine grossissimo di crescita. E niente, col team di It Media non vediamo l'ora di far esplodere il salone, non nel vero senso della parola, spero di no. Zona Hammersmith, come dicono gli inglesi. Questo è uno dei 3 saloni, sono già belli operativi, quindi andiamo subito a disturbarli un po', a fargli un po' di domande. Ok raga, siamo dentro, siamo da Shades. Come vedete sono belli impegnati. Quando vi dicevo che stanno andando fortissimo non era una cosa detta giusto per fare qualche view in più. Inizio a fare un bel po' di materiale per loro e poi dopo intervistiamo qualcuno. Ok raga, tutti questi tagli di capelli, sto andando in fretta a prendere un po' d'acqua perché poi devo fare un po' di domande ad Alessandra, che è la titolare del salone, proprio perché come sapete uno degli obiettivi del vlog è darvi valore. Tanto fuori sta facendo buio, ora che il salone è un po' più tranquillo vado a fare un po' di domande ad Alessandra, voglio far raccontare da lei un po' di cose che magari vi possono essere utili. Ok, raga, ho rubato Alessandra da ciò che l'ho fermata da ciò che stava facendo per chiedergli un po' di domande, perché secondo me saranno molto utili per alcuni di voi, non per tutti però. Vi ho già spiegato chi siete, cosa fate, perché vi sto filmando eccetera. Quanti anni fa sei arrivata a Londra? Allora, a maggio faccio 4 anni. Ah, ok. Il tempo è volato. Perché Londra? Londra è la capitale della moda, del fashion, è un po' il sogno per tutti i parrucchieri. In realtà è stata una casualità determinata da alcuni eventi che si sono avuti nel 2015, dei parrucchieri inglesi. Mi ha scritto sulla pagina Facebook che abbiamo, la pagina Facebook italiana, okay, che è molto seguita un po' da persone di tutto il mondo, chiedendomi appunto delle informazioni su come realizzassimo alcuni lavori
lavori che facevamo. In particolare c'è stato questo parrucchiere londinese, abbastanza famoso qua a Londra, che mi chiese appunto di venire qua a Londra a spiegargli qual era la tecnica e il metodo che usavamo. Addirittura mi offrì il viaggio, cioè il viaggio, l'alloggio, eccetera. Io rifiutai perché, sai, una persona che non conosci di punto in bianco vai, non è sempre da Palermo. Sempre se in caso caso di stare. in caso non avessero sentito dall'accento. Esatto, no, sì, Bergamo là vicino. Siamo venuti in vacanza con la mia famiglia qua e abbiamo, diciamo, unito l'utile al dilettevole. Siamo andati a trovare questa persona. Diciamo, guardandomi un po' in giro, ho visto che le tecniche di colorazione che ci stavano qua a Londra erano molto un po' anticotte, diciamo, Ok. e non proprio indirizzate su quello che è la nostra filosofia del rispetto del capello, effetti naturali. Che potevate fare di Potevamo meglio. realizzare, esatto. Quindi rifiutai l'offerta e andai avanti, come si vuol dire, rifiutai il pacco, andai avanti e decisi di aprire il salone qua myself. Perfetto. Hai sicuramente tantissima esperienza, avevi tantissima esperienza quando hai aperto a Londra, ma è stato difficile aprire un salone a Londra? Allora, burocraticamente è stato semplicissimo. Calcola che la persona che mi ha aiutato, che è un'agenzia che ho pagato per aiutarmi, mi diceva che io ero laureata in burocrazia in Italia, quindi potevo tranquillamente andare Farlo da avanti. sola. La difficoltà principale è stato più un discorso di, come dire, abitudini comportamentali e anche clienti. dei clienti, sì, del clienti, dei fornitori, e poi chiaramente il problema della lingua, perché da buona italiana l'inglese, diciamo, non è una delle cose principali che sappiamo fare, no? Ok. Quindi quando venni qua chiaramente mi ero, tra virgolette, preparata, ci ho fatto scuola, ho studiato per tanto tempo pensando di, insomma, essere a un buon livello di inglese. In realtà venendo qua incontri il sudamericano che parla inglese, incontri l'indiano che parla inglese, devi ti rendi adattare. conto che l'inglese che hai studiato a scuola è magari un attimino diciamo non reale. È come farsi conoscere, perdonami. È come farsi conoscere. Fondamentale questo, Perché all'inizio sono dubbiosi naturalmente, immagino. sì, soprattutto per una persona che viene comunque da un altro paese senza Sì. avere un background qua sul posto, no? Io non potevo dire ho lavorato per, che ne so, Pinco e Pallo Certo. di Londra, no? Qual è però la cosa più difficile nel gestirlo ora come ora un salone a Londra o 3 saloni a Londra? Allora, la difficoltà di gestione probabilmente è legata alla stabilità delle persone, non mentale, cioè nel senso qualche folle si incontra pure. Però no, inteso come stabilità locale, no? Cioè a Palermo, calcola che nel salone che abbiamo a Palermo abbiamo persone che lavorano per noi da 15 anni Sì. e che non hanno neanche la minima intenzione di muoversi, no? Ti vengono in soccorso è assolutamente vero ed è tranquilla, credo che sia una cosa, vedendo anche altri business, credo che qua sia una cosa che è molto diffusa, proprio per come stavi per dire tu, nel senso che al sud noi siamo tanto abituati alla quotidianità, siamo abitudinari. Esatto. Qua un giorno ci si sveglia e si vuole fare una Altro, cosa completamente esatto. diversa. Esatto. E quindi immagino la difficoltà nel... Sì, anche perché ti trovi a parlare con persone che magari oggi stanno qua a Londra, domani stanno a Dubai e dopodomani magari fanno un salto a Tokyo. Esatto, Quindi, esatto. cioè- Ti dicono ciao, ci vediamo, sto andando Esatto. e ti stanno andando dall'altra parte del Esattamente, mondo. cioè, E questa è la mia curiosità, i giovani sono preparati anche rispetto a prima, trovi facilmente collaboratori, persone per i vostri Allora, saloni? noi per la filosofia che sta seguendo il nostro brand, noi siamo il parrucchiere italiano a Londra, quindi inteso come salone italiano, come territorio italiano su terra londinese. Ok. Quindi le persone che io assumo, tra virgolette, sono persone che sono italiane e che hanno già avuto una formazione in Italia, che abbiano comunque quello che è la tecnica italiana nell'usare la spazzola, nel fare lo shampoo, nell'accogliere la cliente. Quindi è già più facile. Più facile. E invece una cosa bella del gestire 3 saloni a Londra? Tante soddisfazioni. Una su tante, diciamo. Allora, una su tante che lavori anche per te, nel senso che in Italia molto spesso capita che lavori per te il tuo socio, e il socio è lo Stato. Quindi diciamo una cosa bella è lavorare per se stessi e vedere comunque i frutti, cioè se una persona vale va avanti, quindi vedere i frutti di quello che stai Che sta facendo. facendo, che è bellissima come cosa, cioè basta e avanza come... Esatto, poi ti viene anche la cosa, diciamo, questo non è secondario, non è importantissimo ma non è neanche secondario,
il fatto che ti può capitare di, soprattutto per i ragazzi, può capitare di avere come clienti magari un personaggio importante, un po' più, famoso, no? Mentre se dovessi dare, dato che lo stiamo facendo anche per dare qualche consiglio a un giovane, un ragazzo che ha il sogno di diventare parrucchiere. Allora, qua a Londra succede una cosa strana, non hai il tempo di imparare, è brutto dirlo, però per vivere a Londra devi guadagnare, devi comunque avere un supporto economico che ti permetta di andare avanti, quindi il consiglio che do per i ragazzi che devono venire a Londra è di avere comunque una base propria, crearsela in Italia, in Spagna, dove appunto sono cresciuti, per poi venirsi a specializzare un po' qui. So che fate anche Allora, noi per i ragazzi che lavorano con noi abbiamo fatto chiaramente formazione, quello che è la nostra filosofia, la nostra tecnica di colorazione che realizziamo, e nei nostri progetti c'è quello di creare una vera e propria accademia. Abbiamo già cominciato a fare qualche corso sulla tecnica di colore e di taglio italiana, quindi qualcosa che riesca a portare qua in Inghilterra, io dico una ventata nuova, anche se l'Inghilterra molto spesso viene vista come il posto della novità, no? Sono avanti. Esatto, in realtà per la cliente, dal punto di vista della cliente, molto spesso magari i tagli un po' azzardati o i colori un po' fashion che si vedono non sono proprio esattamente quello che loro desiderano, quindi diciamo il nostro stile è quello un po' più adeguato forse all'80% della clientela. Qui insegniamo ai ragazzi a soddisfare, a capire e soddisfare le esigenze della cliente. L'obiettivo è comunque di aprire magari altri saloni? Sì, l'idea è quella di far crescere il brand, come sta crescendo adesso, 3 saloni in 3 anni penso un buon risultato, roba. Magari creare un qualcosa non troppo grande perché non volete comunque vogliamo mantenere comunque quello che è l'originale idea e quindi filosofia. Tenendo conto che la settimana è di 7 giorni, diciamo io un giorno me lo tengo libero. Cioè, fino a 6 saloni potremmo pensare di aprirli. Se tu avessi 15 anni oggi, 16 anni oggi, vuoi diventare parrucchiere? Allora, sicuramente la cosa che farei immediatamente è inserirmi dentro uno dei saloni che seguono la nostra filosofia. In quel caso quello che puoi ottenere è appunto avere la formazione lavorando, ti permette di mantenerti. Nell'arco di 15 mesi, un anno e qualche cosa, un poco più di un anno, riesci a ottenere le skills che ti servono per creare un look che sia sotto forma appunto di colore che di taglio, che sia interessante. Perfetto, quindi spero raga le informazioni siano state utili, grazie per il tempo. Allora io ti dico, noi abbiamo deciso appunto di proporvi, di seguirvi appunto i social, proprio perché secondo me il problema del parrucchiere a Londra è un problema gigante, almeno per come io, non c'è una persona che io ho incontrato che mi diceva ok, io non ho avuto problemi a scegliere il parrucchiere, il barbiere, e dato le vostre review, dato come state gestendo voi la cosa, ho detto questi non possono fare altro che, cioè state già spaccando ma non possono fare altro che andare ancora più forte, e quindi ho detto a loro che siccome io cerco di documentare tutto il viaggio, che sarà interessante vedere fra un bel po' di mesi che risultati, cosa riusciamo a portare eccetera. Andranno alla grande, se ci sbatterete fuori dal salone a calci da sedere, però è a mio rischio e pericolo, sto documentando tutto, quindi va benissimo. Grazie. Spero vi sia stato utile, è veramente un piacere documentare sia il nostro viaggio di 8 Media ma anche quello di alcuni dei nostri clienti. Non so se lo fanno in tanti, ma è una cosa che a me piace, abbiamo poco da nascondere, anzi vogliamo condividere il più possibile anche con voi. Nel frattempo a Londra si è fatto buio. Niente, ci vediamo tutte le mattine 7:15 inglesi, 8:15 italiani a colazione da Samu, e tutti i venerdì con il Samu's Vlog. Mi raccomando, è venerdì, quindi uscite, divertitevi, uscite con i vostri amici, non bevete troppo, fate quello che volete come al solito, e noi ci vediamo al prossimo episodio del Samu's Vlog. Buona!